Un concerto per la Sardegna domenica 15 alle ore 21. Ci sarà una raccolta di fondi in collaborazione con un circolo culturale sardo e andranno ad aiutare le popolazioni colpite dal disastro degli ultimi giorni. Domenica ci ritroviamo con uno spirito diverso, ma facciamo sempre comunque festa attorno ai nostri ragazzi. In effetti questa è un'iniziativa che hanno proprio voluto e sostenuto allievi ed ex allievi della scuola, e quindi mi pare che questo sia doppiamente apprezzabile e va sottolineato. Sono allievi che con i loro amici formano gruppi, e quindi diciamo che questa è un'iniziativa che ha due finalità. Uno, quello sicuramente di sottolineare la sensibilità dei ragazzi di fronte a questi avvenimenti così dolorosi, ma anche quello di dare da qui in avanti l'opportunità a questi nuovi gruppi, a gruppi di ragazzi con stili vari, di saggiare il palcoscenico della ribalta dell'istituto. Quindi daremo modo di far loro vetrine, farsi conoscere salendo i famosi 4 gradini dell'auditorium Annalisa Torgano. Quindi diamo un ascolto particolare a Martina Picaro, che sarà la voce, al fratello Marco Picaro alla chitarra acustica, Christopher Noè ancora chitarra acustica ed Andrea Sartirani alle percussioni e alla batteria. Il repertorio musica country e blues, l'ingresso è gratuito come sempre. Certamente l'ingresso gratuito, mi verrebbe la battuta, l'uscita no, in effetti, ma al di là di questo ovviamente è gradita una partecipazione, una piccola raccolta per questa iniziativa che è stata organizzata con il Circolo Sardo Giovanni Nieddu di Olengo.